Che politica pensa lei, Ministro, per la sanità veneta? Beh, innanzitutto di valorizzazione di quello che c'è. Non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo delle eccellenze uniche a livello internazionale nel Veneto della sanità. Cioè non dobbiamo dimenticare che al di là delle strutture, come diceva lei, abbiamo dei centri che so, di trapiantologia, penso che so al trapianto del fegato su Padova, piuttosto che ad altri centri importanti in giro per il Veneto che sono delle eccellenze a livello internazionale. Il problema della sanità è un problema di servizi, di standard qualitativo, di code da ridurre, di tutti quei servizi che spesso magari non sono di così alto spessore, ma il cittadino che si ritrova al pronto soccorso non può permanerci una giornata per avere una risposta. L'altro aspetto è quello sempre sul fronte del federalismo fiscale, perché noi dobbiamo anche pensare un po' a casa nostra. Cioè, fatta salva la quota di solidarietà e sussidiarietà nazionale, i conti della Calabria se li debbono pagare i calabresi. Cioè noi siamo, lo dico da Ministro, siamo di fronte a una regione, questo governo ha commissariato la sanità del Lazio, ha commissariato la sanità dell'Abruzzo, sta valutando di commissariare anche quella della Calabria, che ci dice ho un buco forse di 1 miliardo e mezzo di euro, non si è ben capito, però i bilanci non è buona abitudine alle nostre parti farli. Cioè noi siamo in queste condizioni, allora ben venga questo federalismo e facciamo in modo che ognuno si paghi i propri guai sanitari a casa sua.